Festa in Rosso a Verona, il tema di questa sera è la questione palestinese. Ascoltiamo i protagonisti. Questa sera sei a Verona per parlare di Palestina. È importante incontrare le persone per spiegare effettivamente quali sono le dinamiche per le quali si sta svolgendo questa guerra che dura ormai da troppo tempo. Sì, chiamarla guerra, però gli ultimi sviluppi non hanno proprio la sembianza di una guerra, è un genocidio che sta durando praticamente da 11 mesi, questa ultima ondata terroristica israeliana, e la stiamo subendo praticamente da un'ottantina di anni. La fanno anche in Cisgiordania, non solo nelle strisce di Gaza, infatti ieri sono stati 17 caduti almeno. Gli israeliani sono entrati in primo luogo con i bulldozer e per arare proprio distruggere a zero tutta l'infrastruttura civile per il vivere civile dei palestinesi, sia nei campi profughi che nelle città. Ci hanno distrutto strade, impiantistica di tutti i tipi, dalla fognatura ai telefoni, a tutto. L'obiettivo è molto chiaro, quello di una deportazione di massa e di prendere possesso in questa fase storica in cui tutto il mondo sta a guardare in silenzio, un vergognoso silenzio, in primo luogo quelli che possono alzare la voce, tipo appunto l'Occidente, e ha mostrato che effettivamente, come diceva il nostro poeta un giorno, Mahmoud Darwish, sono cadute le maschere, è caduta la maschera da un'altra maschera, non ci sono né diritti umani né diritti internazionali né tribunale internazionale di giustizia o penale che sia, né Nazioni Unite, tutto erano semplicemente un maquillage, una mascheratura di un Occidente che non ha mai smesso di essere colonialista, e l'Israele per lui una sua punta di diamante in quanto una forza colonialista in mezzo alla nostra gente, e noi stiamo pagando la conseguenza, perciò un'occasione buona per parlarne. Verona è una città sotto questo punto di vista non è proprio vero che non è accogliente di questi concetti, è sveglia, viva e attenta, c'è un comitato cittadino molto attivo, c'è la predisposizione per accoglienza dei feriti, bambini feriti, ustionati gravi in verità, che saranno accolti qui, 4 o 5 famiglie, adesso vediamo, bambini con i loro accompagnatori che dovrebbero arrivare, spero a giorni. Stiamo aspettando da mesi questo arrivo, ma farli uscire da Gaza è un'impresa titanica, e darle il visto eccetera eccetera. E Verona con la sua istituzione, prefettura, spero che anche il comune dia una mano, sono pronti, diciamo in linea. Infatti adesso verifico con i nostri amici, compagni e fratelli che stanno qua in questa città a che punto sta la predisposizione di un'accoglienza per questi piccoli disgraziati che abbiamo salvato dal fuoco israeliano. Che testimonianza ci puoi dare della comunità palestinese qui in Italia? Ma siamo i palestinesi della diaspora, e come in tutti i luoghi qua siamo pochi rispetto alla comunità palestinese per esempio in altri paesi tipo Germania o Gran Bretagna o Stati Uniti d'America, ma comunque ci siamo mossi da un unico sentimento, quello di difendere, cercare di difendere la verità e fare controinformazioni, perché l'appiattimento mondiale parte da 2 categorie principali: quella politica, tutta a favore dell'Israele e della subina agli ordini, si vede anche in America, e quella giornalistica, è un disastro, mai vista l'Italia così, opposizione e maggioranza deve distinguersi nella loro posizione, perché la maggioranza deve fare la maggioranza e avere una posizione politica, anche in politica estera, e l'opposizione pure. Ma non è solo l'Italia questo, purtroppo, la Germania è la vergogna scoperta in questi mesi, ha una posizione
onestamente vergognosa. La Germania sta sbagliando la parte giusta della storia, si sta mettendo dalla parte sbagliata della storia anche in questa terza guerra mondiale. Giacomo Nalin della Piazza di Verona dell'associazione Schierarsi è stato invitato da Rifondazione Comunista alla festa in rosso di Verona per portare la propria testimonianza nei confronti del popolo palestinese e di quello che è in atto, ovvero quello che viene definito il genocidio del popolo palestinese. Sì, viene definito perché lo è, quindi è molto fattuale e no, siamo qui alla festa in rosso di Rifondazione perché gli amici di Rifondazione ci hanno supportato in questi mesi di raccolta firme a Verona, Rifondazione come anche tanti altri amici, quindi la cosa secondo me bella delle battaglie giuste e condivise è che insieme si possono raggiungere dei grandi risultati. Infatti noi li abbiamo raggiunto con l'aiuto di tante associazioni, con l'aiuto di altre realtà politiche per una causa comune. E ci tengo anche a precisarlo, l'abbiamo raggiunto completamente all'oscuro dai grandi media, nessuno in televisione ha parlato della nostra raccolta firme e noi nonostante questo siamo riusciti a raccogliere a livello nazionale più di 80.000 firme. Voi immaginatevi se Rai o Mediaset avessero detto 30 secondi anche di questa nostra iniziativa, avremmo fatto 500, 600, 700.000 firme, quindi insomma è stato un obiettivo comune, condiviso e raggiunto. L'opinione pubblica deve poter comprendere quindi quello che sta succedendo oggi, ma diciamo questa è una guerra vecchia ed è importante capire che gli investimenti che vengono fatti nelle armi sono sottratti alla vita comune. Ci sono da tenere presente tanti valori che dovrebbero far parte dell'umanità e invece avidità e personalismo fanno in modo insomma, che queste cose vengano messe in secondo piano. È importante invece tenere dritto la barra e cercare di far capire, quanto più è possibile anche con eventi come questo, che la vita è sacra e che tutti abbiamo diritto ad averla, ad avere un proprio Stato, un proprio territorio e a poter vivere in maniera dignitosa. Sì, allora, non mi ricordo più chi lo diceva, ma c'era un tizio ben noto che diceva che se le guerre, no? Se in guerra andassero anche i figli, no, dei grossi lobbisti o dei grandi fautori delle guerre, le guerre cesserebbero di esistere. È chiaro, dietro la guerra è sempre una questione economica, una questione di interessi. Oggi ricordiamoci che le 5 più grandi multinazionali produttrici di armi sono americane, sono quelle che stanno finanziando questo genocidio a Gaza, quindi è brutto da dire ma è un business, la guerra è un business, lo è sempre stato, lo è a maggior ragione oggi che siamo appunto nel culmine di questo capitalismo sfrenato che passa sopra alla vita in nome del profitto. Ovviamente tutto questo è possibile perché c'è una narrazione da parte nel mainstream che è completamente capovolta, quindi queste cose non vengono dette, non vengono approfondite e la gente si sente minacciata e quindi addirittura come retropensiero potrebbe essere anche d'accordo di quello che sta succedendo. Viene anche da immaginare quanto anche la religione abbia un peso all'interno di questi conflitti, eppure anche il Papa, che non è sicuramente un musulmano, vuole che ci sia uno Stato palestinese, vuole che ci sia la pace a tutti i costi, ma sembra che nessuno lo ascolti, neanche il Papa. Sì, viene abbastanza paradossale appunto che oggi le parole più sensate non siano capaci di pronunciare le opposizioni, no? Ma il Papa. Le religioni uniscono, le religioni non dividono. Ricordiamoci che Gerusalemme è sempre stata la capitale dell'ebraismo, dell'Islam e del cristianesimo e tale deve restare. È chiaro che si può usare la religione in maniera strumentale per appunto, anzi in questo caso la religione diventa addirittura benzina sul fuoco, no? Perché poi se la propaganda inserisce anche l'elemento di odio religioso / razziale, perché ricordiamoci che Israele è uno stato terroristico ma anche uno stato d'apartheid, quindi se tu sei arabo, musulmano, in Israele sei praticamente il nemico. Quindi le religioni nascono per unire e ovviamente i signori della guerra le usano per dividere.
Buonasera, grazie per i compagni di Rifondazione per l'invito, per questa occasione, grazie a voi per la vostra presenza. Nalin come rappresentante di Schierarsi, che ha guidato Alessandro Di Battista a fianco del popolo palestinese e del suo diritto ad essere riconosciuto in uno Stato.